Eder. Mech. Pallister. Liliana Resinovic, la nuova profezia dei sacchi neri. Impronte in arrivo a marzo e il solito copione delle fughe di notizie. C'è un dettaglio che nel caso Liliana Resinovic ormai fa più rumore delle sirene. Il riflesso automatico con cui ogni volta spunta qualcuno che sa già cosa diranno gli accertamenti. E non parliamo di ipotesi o impressioni, ma di anticipazioni secche, a tempo, con tanto di mese segnato sul calendario. L'ultima arriva dai commenti di YouTube, tra persone qualunque, lontano dagli atti, lontano dalle notifiche ufficiali, lontano da qualunque certezza verificabile. In una discussione apparsa sotto un video dedicato al giallo di Trieste, una commentatrice, che si presenta come persona che gravita nell'area milanese e che per questo viene percepita da alcuni come più credibile del commentatore medio, mette in fila un discorso che è un manifesto di sfiducia e insieme una miccia. Il tono è quello di chi vuole mostrarsi equilibrato, quasi metodico. Non credo a nessuno, cerco di analizzare criticamente. Poi però arriva la frase che sposta tutto. Attendi marzo per sapere se davvero non c'erano impronte di Liliana nella parte superiore dei sacchi. E aggiunge lo spoiler che in un caso così è una lama. Ci sono. Fermiamoci un secondo, prima di farci trascinare dal vortice. I sacchi neri non sono un dettaglio folcloristico. Sono uno dei reperti simbolo, quelli che hanno alimentato per anni discussioni feroci proprio perché legati in modo diretto alla lettura suicidaria o omicidiaria. In varie ricostruzioni giornalistiche e televisive, l'assenza di impronte papillari di Liliana sui sacchi è stata presentata come un elemento incompatibile con l'idea che se li sia infilati da sola, perché se li maneggi tu, qualcosa lasci. Altri hanno risposto che il tempo, le intemperie, la manipolazione e le condizioni del reperto possono rendere il dato più scivoloso di quanto sembri. Ma qui non siamo nel dibattito tecnico. Qui siamo davanti a una certezza annunciata in anticipo su materiale che al momento è nell'alveo degli accertamenti e quindi non disponibile a chi commenta da casa. Ed è proprio questo il punto politico, prima ancora che investigativo. Perché se davvero quel materiale è oggetto di verifiche e passaggi delicati, come fa una persona qualunque a sapere già l'esito, addirittura con un mese preciso, o ha informazioni che non dovrebbe avere? E allora siamo nel terreno delle fughe e delle indiscrezioni di filiera, oppure sta facendo propaganda, cioè spingendo una lettura del caso con la sicurezza di chi vuole orientare chi legge. In entrambi gli scenari il risultato è lo stesso. Un pezzo di opinione pubblica viene spinto a credere che la risposta sia già scritta e che il resto sia solo teatro. Nel commento, infatti, non c'è solo l'anticipazione sulle impronte, c'è la cornice ideologica. La commentatrice richiama la figura di Cristina Cattaneo, definendola illustre, ma subito aggiunge che in passato sarebbe incorsa in conclusioni clamorosamente confutate nel tempo e che gli errori capitano anche ai migliori. Poi infila una raffica di casi noti, con l'elenco che serve a costruire un messaggio preciso. Attenzione alle verità ufficiali, perché spesso la realtà sarebbe un'altra. È un modo per preparare il terreno. Se non ti fidi delle conclusioni, sei già pronto ad accogliere la prossima verità alternativa, soprattutto se ti viene servita come spoiler. E qui arriviamo al cuore della polemica. Perché dire "ci sono le impronte di Liliana sulla parte superiore dei sacchi" non è una frase neutra. È una frase che nel contesto attuale spinge in una direzione, rende più digeribile l'idea che quei sacchi siano stati maneggiati da lei. E quindi, per riflesso, rende più vendibile una ricostruzione compatibile con un gesto volontario o comunque con una dinamica in cui la responsabilità esterna si sgonfia. Tradotto in termini da cronaca nera, è un assist perfetto alla pista suicidaria. E ogni volta che la pista suicidaria torna in cima al tavolo, c'è un effetto collaterale inevitabile. La pressione sulla pista che punta verso Sebastiano Visintin, oggi indagato, tende a calare. Non perché un commento lo scagioni, ma perché la narrazione pubblica cambia temperatura e con lei cambiano anche le percezioni. La cosa più incredibile è che questa profezia di marzo arriva dopo una serie di episodi che, nel caso Resinovic, hanno già creato un precedente pesantissimo. Anticipazioni mediatiche, testimonianze emerse all'improvviso, racconti comparsi a orologeria. L'esempio più eclatante è quello della vertebra T2. Per settimane e mesi si è discusso del punto in cui si sarebbe rotta e di quando sarebbe avvenuta la frattura, con un nome diventato virale in quel circuito,
Giacomo Molinari, il preparatore anatomico finito nel tritacarne mediatico con il soprannome Sector Jack. Una storia che ha generato una nube tossica di dichiarazioni, repliche, smentite, fino alle ricostruzioni sul fatto che la frattura fosse già presente prima di certe manovre o esami. In parallelo, un'altra improvvisa riaccensione è arrivata con il nome di Alfonso Buonocore, ex ristoratore, che ha raccontato di sacchi neri consegnati a Liliana, descrivendone tipologia e provenienza e sostenendo di averne conservati esemplari simili. Anche lì, effetto bomba, titoli, talk e un nuovo pezzo di racconto che si incastra su un reperto delicatissimo. Ora, dopo T2 e dopo la stagione Buonocore, ecco l'ennesimo tassello che arriva non dagli atti, non da una comunicazione ufficiale, non da un passaggio trasparente, ma dai commenti di YouTube. Con un aggravante, qui non siamo davanti a un testimone che dice io ho visto, ma a qualcuno che dice io so già cosa risulterà. E lo dice proprio su un punto che è stato per anni una leva narrativa. Impronte sì, impronte no. Nel commento, poi, c'è un altro elemento che suona come una spinta emotiva. La frase è durissima da accettare, seguita dall'idea che Liliana fosse esasperata dalla vita, pur essendo affezionata a Claudio Sterpin e a suo modo devota al marito. Anche qui la direzione è chiara. Costruire una psicologia coerente con l'ipotesi di un gesto estremo. È un'operazione tipica dei processi mediatici. Prima ti preparo l'ambiente emotivo, poi ti consegno il dato tecnico che arriverà. E infine ti faccio credere che tutto torni. Infine la chiosa. Ricordati sempre di quello che disse Claudio, parlando dell'amico del cuore. Salvo. Ci sono ancora le registrazioni TV. È un modo per richiamare vecchi frammenti televisivi come se fossero pilastri, per dire la verità è lì, basta collegarla. Il problema è che qui la verità viene proposta come spoiler, non come verifica. E questo, per un caso ancora così divisivo, è benzina pura. Perché se a marzo davvero dovesse emergere qualcosa sulle impronte, la domanda sarebbe una sola. Come faceva questa commentatrice a dirlo prima? E se invece a marzo non emergesse nulla del genere, allora ci troveremmo davanti all'ennesimo episodio di manipolazione del dibattito, con un obiettivo evidente: riaprire la porta del suicidio e di riflesso rendere meno centrale la pista che chiama in causa altri. In mezzo resta Liliana. E resta una regola che dovrebbe valere sempre, soprattutto quando qualcuno anticipa l'esito di reperti sensibili. Un'indiscrezione non è una prova. Un commento non è un atto. E quando il materiale è coperto da riserbo, la scorciatoia dello spoiler non è coraggio, è un problema. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.